Ciao ragazzi, oggi stiamo andando, il programma prevede di andare a Sauris e in questo momento ci troviamo a Brawlins, andiamo in direzione Bordano, passiamo vicino al lago di Cavazzo e poi vogliamo fare Villa Santina, Passo Pura, salire a Sauris, dopodiché vediamo dove andare. Eccoci arrivati a Bordano, famoso per la casa delle farfalle, una struttura dove ci sono diversi tipi di insetto e animali provenienti da tutto il mondo. Molto bello da vedere. Oggi siamo fortunati, abbiamo una giornata soleggiata, limpida e la temperatura è perfetta. Ecco ragazzi, adesso siamo arrivati quasi a Villa Santina. Fortunatamente il vento che ci ha accompagnato zona Gemona è andato gradualmente a svanire. C'è un po' di traffico oggi, come potete vedere, d'altronde sabato, agosto, non possiamo pretendere. Ecco, ora siamo arrivati ad Ampezzo. Guardate che giornata che abbiamo trovato. Un'ape bella sportiva. Che giriamo in direzione Passo Pura, iniziamo la salita.
bel susseguirsi di curve ravvicinate, però l'asfalto non è dei migliori, c'è un po' di brezzolino a terra. Ecco, dopo un luglio super piovoso ci ritroviamo con una giornata con totale assenza di nuvolosità, rarissima da vedere in Friuli e in questo periodo che ci ha accompagnato con un luglio decisamente piovoso. Ho preso una super buca galattica. Ok, oggi oltretutto sto utilizzando per la prima volta la Insta360 Ace Pro 2 col microfono a cavo, quindi spero che l'audio sia buono. Vediamo che rallentiamo, che guardiamo un po' il panorama. Bella giornata, ma c'è foschia. Il paesaggio è mozzafiato. Verso la valle c'è foschia, ma qui verso le montagne guardate che bello limpido. Capriolo in mezzo alla strada. Siamo riusciti a vederci anche un bel esemplare. Era da qualche anno che non venivo a fare questo passo, non me lo ricordavo così lungo ed è una bella strada guidata. A parte alcuni punti dove l'asfalto purtroppo, probabilmente a causa delle intemperie, si sta sbriciolando. Eccoci arrivati, credo sul passo Monte Puro.
Ci fermiamo per una prima sosta, ci beviamo qualcosa qua. Ecco ragazzi, stiamo scendendo dal Passo Pura, direzione Lago di Sauris. Galleria decisamente bagnata. Ed ora passiamo sopra la diga. Qua sotto ed ora siamo sopra la diga del lago. Eccoci arrivati a Sauris di sotto. Montagna erosa dall'acqua. Si vede la strada che si inerpica. Diciamo che tutta la pioggia che c'è stata a luglio ha giovato alla natura, perché un verde così intenso
9 di agosto è difficile vederlo. La strada, come mi ricordavo, è molto bella, ci sono degli avvallamenti improvvisi che non sono piacevoli e si incrocia anche qualche automobilista che non si rende conto che la strada è a doppio senso. Il paesaggio e i colori sono valorizzati da una giornata e da un meteo raro, e in più guardate là davanti, a questa altezza hanno fatto una pista di atterraggio per aerei. Adesso andiamo a vedere. Eccoci arrivati a Sella Rasso. Insomma, come avevamo visto, effettivamente hanno fatto una pista di atterraggio in alta quota per degli aerei turistici di piccole dimensioni. Adesso abbiamo preso la strada che scende da Sella Rasso verso il Veneto. Dovremmo arrivare vicino ad Auronzo.
primo pezzo della strada è tenuto molto bene, e adesso invece l'asfalto non è buono. Ok, noi prendiamo direzione Sappada a destra.